Grazie, buon pomeriggio a tutti. Capisco perfettamente l'orario tardo, quindi volevo fare una breve riflessione su un approccio. Oggi abbiamo parlato di tantissimi fenomeni. Io sono Francesco De Lisi della 3B General Consult, siamo una software house leader nel software per il leasing e nel medio credito e possiamo vantare di avere circa il 50% dell'outstanding del mercato del leasing in Italia, quindi direi che ci vantiamo di conoscere bene un po' il fenomeno e con i nostri clienti lavoriamo da tanti anni insieme. Oggi abbiamo parlato di tantissimi fenomeni, abbiamo parlato di tantissimi argomenti, però volevamo fare una riflessione su come prendere le decisioni, perché da tutto il dibattito che è emerso oggi, ognuno che lavora nello specifico in società di leasing e in tutto quello che sta attorno deve prendere tutti i giorni delle decisioni importanti su come recuperare, su quali sono le strategie commerciali, qual è l'approccio che deve dare alla sua operatività interna per capirne l'efficienza o meno di determinati processi. E allora siamo da una parte bombardati da una quantità di dati prodotti dai sistemi informativi elevata, ma questi dati tante volte sono forse compartimenti stagni, cioè ogni ufficio ne vede solo una parte, oppure sono rappresentati staticamente e quindi non hanno una logica dinamica, sono difficili da indagare perché una mole vasta di dati è difficile indagarla, o forse sono certe volte inutili agli obiettivi che uno si prefigge o parziali. E allora gli scopi fondamentalmente che ognuno si propone sono quelli di indagare l'andamento delle performance aziendali, generare stime previsionali, analizzare il mercato di riferimento e poi ipotizzare scenari e future azioni da mettere in pratica per migliorare il proprio business. Questo è un processo importante, è un processo che però forse ha bisogno di strumenti che mettano in grado di comprendere meglio la propria realtà aziendale e quindi bisogna partire però da un punto di vista. Qual è il problema di business che voglio risolvere e qual è la soluzione che voglio cercare di individuare? Allora, già partendo da questi due driver è più facile capire quali sono i dati e le variabili che ci servono, come strutturarli e quali tipologie di analisi impostare su questi dati. Questo è un punto fondamentale perché l'importante è poter prendere queste decisioni. E allora noi come 3B abbiamo fatto una scelta, quella di individuare e sviluppare un applicativo che ci potesse consentire di fornire, diciamo, ai nostri clienti uno strumento potente e performante per gestire milioni di dati, quindi una grande capacità di elaborazione e una grande capacità di reazione in tempi online. Intuitivo e dall'altro punto potente graficamente perché deve essere facile utilizzarlo. Uno strumento bellissimo ma molto complesso pone il problema dell'accesso agli stessi dati ancorché strutturati bene, ma poi è l'utilizzatore finale che giustamente deve essere in grado di comprenderne la natura. È flessibile perché bisogna, come spesso è stato ripetuto in questa giornata, una delle chiavi è la customizzazione, andare incontro alle esigenze vere del business, della società nello specifico. Strumenti standardizzati pongono dei limiti, invece quello che bisogna fare è indagare e accompagnare la società nella sua peculiare evoluzione. In questo modo è possibile individuare facilmente i principali fenomeni e i trend. Ad esempio, parlando sempre del settore del leasing, la composizione, la segmentazione del portafoglio, ma l'andamento del portafoglio crediti, il recupero dei crediti nel tempo e messo in relazione con n dimensioni, perché la chiave è il monitoraggio nelle varie dimensioni. Noi ci troviamo visualizzando in un ragionamento una mole di dati molte volte indistinta. Quello che è necessario fare è andare a selezionare correttamente, incrociando diverse dimensioni, quello che ci spiega il fenomeno davanti a cui siamo. Pensiamo ad esempio a poter avere un cruscotto che ognuno può indagare, dove ha definito quali sono le grandezze, i fenomeni e le dimensioni su cui ragionare, che sintetizza le varie aree
che ha la possibilità di navigare all'interno del dato. Normalmente ci si trova di fronte a reportistica piatta, dove uno ha costruito i report, ci sono le slide, eccetera, ma in realtà poi andare a capire cosa c'è dentro, selezionare in autonomia le dimensioni del fenomeno è molto complesso. Invece avere a disposizione strumenti di questo tipo permette di ragionare in autonomia. La possibilità quindi anche di navigare via web, quindi con un linguaggio semplice e conosciuto da tutti rispetto all'approccio con il software, di selezionare, come dicevo al volo, le variabili sui grafici che si stanno studiando e poter andare a segmentare. Oppure impostare per esempio dei target. Io sto monitorando un fenomeno, ho definito quale dovrebbe essere il target nel tempo di questo fenomeno e avere immediatamente contezza degli scostamenti e impostare per esempio degli alert rispetto a quello che sta succedendo, in modo dinamico, perché è l'applicativo che permette di far emergere in autonomia quello che è il fenomeno che ho censito come da monitorare. È chiaro che un lavoro di questo tipo non è solo applicativo, non è solo lo strumento, ma passa da una caratteristica fondamentale, che è quella della conoscenza del business di cui si sta parlando. La 3B, come dicevo prima, opera nel mercato del leasing da più di 30 anni e ha una grande esperienza in questo, quindi crediamo di poter, con i nostri partner e anche con, si spera, i futuri clienti, sicuramente fornire supporto e un aiuto valido per aumentare sempre la loro redditività e il loro business. Grazie.